Cinciarini va dentro, Pinkins da 3, tiro difficile, mette anche questo. Tiro complicato di Barnell. Palla fuori da Pinkins che è caldissimo, altra tripla! 3 punti ancora! Rivers prova a rispondere nuovamente, è una sfida a distanza tra i due. Stewart pensa per un attimo alla tripla, poi Freibai arriva fino in fondo, bella incursione di Elijah Stewart. Stewart prova a inventarsi un canestro in solitaria. Transizione veloce di Rivers, coast to coast fino in fondo, palla sputata dal ferro e poi tap-in vincente dopo l'ottimo rimbalzo offensivo guadagnato da parte di Bilan. Ivanovic con spazio da 3, bella tripla, bersaglio. Cinciarini dall'altra parte per Stewart, fotocopia e fotocopia anche il risultato, altra tripla, 2 di fila per Elijah Stewart. Cinciarini dal palleggio, Cone su di lui, prova a alzare la layup, buon ricevimento da parte di Daniel Aiken. Continuare a difendere, la chiave è questa. Brescia è una squadra che fa canestro in tutti i modi e facilmente. Abbiamo boccato bene il post-up di Bilan e della Valle. Dobbiamo continuare così, energia, ritmo, intensità. Consegnato per Della Valle con spazio, prova la tripla nuovamente. Amedeo Della Valle prova a mettersi in ritmo. Prova a trovare spazio dal palleggio. Bella tripla di Elijah Stewart. Zanelli attacca dal palleggio, buona difesa di Ivanovic che recupera il pallone, ribaltamento di campo veloce con Rivers che arriva in fondo, appoggia il tabellone, vantaggio Brescia. Che rolla Bilan, palla fuori, Dau, circolazione buona di Brescia, poi palleggio, arresto e tiro di Della Valle che si aiuta anche con il tabellone. Zanelli, tripla difficile ma messa! Ivanovic transita sul perimetro, trova il taglio perfetto di Bilan coi tempi giusti, con i movimenti giusti. Tripla quasi da fermo di Rob Gray. A spazio, prova Ivanovic, triplona a bersaglio del play di Brescia. Palla fuori, circolazione sul perimetro, tripla bersaglio di Ivanovic, altra tripla pesante da parte di Brescia, più 7 per la Germani. Scafati, buon lavoro di Pinkins, manda al Barandur con una finta di tabella, rientra lui, fa 30 nel match e fa -1 per Scafati. Amedeo Della Valle con 8 secondi e 8 decimi da giocare, punteggio di 94-93. Secondo tiro libero per Della Valle che lo sbaglia e allora esulta il pubblico di casa di Scafati. Si lancia, 8 secondi, palla fuori, Stewart, tripla da impazzire, sbagliata, rimbalzo catturato da Bilan. Della Valle a gestire il possesso, un secondo, arriva il fallo, forse anche un po' tardivo, e arriva il fischio, però scorre il cronometro, non c'è più tempo per nulla, vince Brescia 9-5, 9-3. Very tough game, very emotional game. This crowd here is, they told me, one of the best in Italy. The second half we stepped up a little bit, pulled us together in the third quarter with very good shots. So at the end, I told you, a very emotional game, and let's go home.